ora andiamo a Dannone Veneto e parliamo di acque del Basso Livenza, quello che viene definito insomma l'acquedotto interregionale tra il Porto Gruarese, la vicina provincia di Treviso come Duna di Livenza e la vicina provincia di Pordenone. Ebbene, le acque del Basso Livenza hanno organizzato una serie di casette per la distribuzione dell'acqua naturale e frizzante fresca che pian piano si evolverà, una rete che si evolverà nell'intero territorio. Abbiamo avvicinato dunque il presidente di Acque del Basso Livenza, Andrea Vignaduzzo. Sentite. Andrea Vignaduzzo è presidente delle Acque del Basso Livenza. Presidente, c'è una grande novità per questo territorio. Ritorna quell'acqua, l'acqua del sindaco, no? La distribuzione insomma alla popolazione appunto con degli appositi distributori nel territorio. È una novità per questa zona. Di che cosa si tratta? Si tratta di un servizio che noi diamo al cittadino, perché questo è un po' quello che noi vogliamo fare. Sostanzialmente vengono installati dei veri e propri erogatori d'acqua collegati direttamente alla nostra rete idrica, i quali erogano acqua che può essere naturale oppure può essere gassata, viene raffrescata e viene microfiltrata in modo da essere assolutamente di ottima qualità. Questi erogatori verranno installati nei comuni per i quali c'è stata una richiesta, quindi a partire dal comune di Dannone Veneto, dove è partito il progetto pilota, sicuramente i comuni di San Stino, i comuni di Concordia, i comuni di Pramaggiore, come anche Portogruaro. Portogruaro ha chiesto l'installazione di almeno un paio di queste casette, poi l'installazione arriverà anche per i comuni del Friuli che seguiamo, quindi senza menzionarli tutti, passando per Azzano Decimo ed arrivare poi fino al comune di Zoppola e di San Giorgio della Richinvelda. Una casetta appunto che distribuiranno diversi tipi di acqua, microfiltrata lei diceva, ma comunque l'acqua del Basso Livenza, io ricordo anche una promozione che era stata fatta, è un'acqua che davvero si può bere, un'acqua davvero buona. Senza nulla togliere a quella che è la qualità dell'acqua bevuta diciamo nelle proprie case, dal proprio rubinetto, quest'acqua ha il vantaggio di essere già raffrescata e di essere, per chi lo vuole ovviamente, gasata. L'acqua può essere prelevata con delle bottiglie normali, ciascuno può recarsi a questo punto di erogazione e può, utilizzando una tessera personale prepagata, può attingere l'acqua che gli serve, ripeto, senza nulla togliere alla qualità dell'acqua del rubinetto, che però non viene decisamente gasata e non viene raffrescata.